Pace e bene, dal santuario di San Leopoldo in Padova trasmettiamo la Santa Messa e affidiamo all'intercessione di San Leopoldo tutte le vostre intenzioni. Iniziamo con il Cantico delle Creature, al numero 181. Laudato siemi, Signore, per frate sole, sora luna, frate vento, il cielo e le stelle, per sora acqua, frate fuoco. Laudato sì, Signore, per la terra e le tue creature. Laudato sì, Signore, per la terra e le tue creature. Laudato sì, Signore, quello che porta la tua pace e saprà perdonare, per il tuo amore saprà amare. Laudato sì, Signore, per la terra e le tue creature. Laudato sì, Signore, per la terra e le tue creature. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia, l'amore, la misericordia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Questa mattina vogliamo ricordare il transito di San Leopoldo da questa terra al cielo. 83 anni fa padre Leopoldo saliva al cielo. Sembra ieri e ancora si avverte la sua presenza in questo luogo dove lui ha vissuto quasi per 50 anni. C'è ancora il suo profumo, un profumo di bontà, di accoglienza, di Spirito Santo che ha operato nella vita di questo piccolo frate. Grandi cose ha fatto il Signore attraverso la piccolezza di padre Leopoldo. Permettiamo al Signore che faccia anche in noi grandi cose con la nostra piccolezza. Affidiamo a Lui la nostra vita e chiediamo sinceramente perdono per tutte le nostre paure, le nostre infedeltà, i nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato di pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa. E supplico la Beata Sempreversine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, Signore Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati, ci conduca alla vita eterna. Signore pietà. Cristo pietà. Signore pietà. O Dio che sei la perfetta unità, il sommo bene, tu hai reso San Leopoldo da Castelnuovo presbitero, pieno di bontà e di misericordia verso i peccatori, ardente nel promuovere l'unità fra i cristiani. Concedi a noi per sua intercessione
di rinnovarti nello spirito e nel cuore per estendere a ogni fratello il tuo amore e cooperare fiduciosi all'unione di tutti i credenti nel vincolo della pace. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dalla prima lettera di San Giovanni Apostolo. Carissimi, amiamoci gli uni gli altri, perché l'amore è da Dio. Chiunque ama è stato generato da Dio e conosce Dio. Chi non ama non ha conosciuto Dio, perché Dio è amore. In questo si è manifestato l'amore di Dio in noi. Dio ha mandato nel mondo il suo Figlio unigenito, perché noi avessimo la vita per mezzo di Lui. In questo sta l'amore. Non siamo stati noi ad amare Dio, ma è Lui che ha amato noi e ha mandato il suo Figlio come vittima di espiazione per i nostri peccati. Carissimi, se Dio ci ha amati così, anche noi dobbiamo amarci gli uni gli altri. Nessuno mai ha visto Dio. Se ci amiamo gli uni gli altri, Dio rimane in noi e l'amore di Lui è perfetto in noi. In questo si conosce che noi rimaniamo in Lui ed Egli in noi. Egli ci ha donato il suo Spirito e noi stessi abbiamo veduto e attestiamo che il Padre ha mandato il suo Figlio come Salvatore del mondo. Chiunque confessa che Gesù è il Figlio di Dio, Dio rimane in Lui ed Egli in Dio. E noi abbiamo conosciuto e creduto che Dio ha in noi. Dio è amore, chi rimane nell'amore rimane in Dio e Dio rimane in Lui. Parola di Dio. In te, Signore, mi sono rifugiato, mai sarò deluso. Difendimi per la tua giustizia. Tendi a me il tuo orecchio, vieni presto a liberarmi, sii per me una roccia di rifugio, un luogo fortificato che mi salva. Perché mia rupe e mia fortezza tu sei, per il tuo nome guidami e conducimi, scioglimi dal laccio che mi hanno teso, perché sei tu la mia difesa. Esulterò e gioierò per la tua grazia, perché hai guardato alla mia miseria, hai conosciuto le angosce della mia vita, non mi hai consegnato nelle mani del nemico, hai posto i miei piedi in un luogo spazioso. Quanto è grande la tua bontà, Signore, la riservi per coloro che ti temono, la dispensi davanti ai figli dell'uomo, a chi in te si rifugia. Alleluia, 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 alleluia. Le mie pecore ascoltano la mia voce, dice il Signore, e io le conosco ed esse mi seguono. Alleluia, alleluia,
Alleluia, alleluia. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù disse: Io sono il buon pastore. Il buon pastore dà la propria vita per le pecore. Il mercenario, che non è pastore, al quale le pecore non appartengono, vede venire il lupo, abbandona le pecore e fugge, e il lupo le rapisce e le disperde, perché è un mercenario e non gli importa delle pecore. Io sono il buon pastore, conosco le mie pecore conoscono me, così come il Padre conosce me e io conosco il Padre, e do la mia vita per le pecore. E ho altre pecore che non provengono da questo recinto, anche quelle io devo guidare. Ascolteranno la mia voce e diventeranno un solo gregge e un solo pastore. Parola del Signore. I santi ci sono dati come amici e come modelli. Ecco che cosa servono i santi. Ci sono dati consegnati, è un regalo della provvidenza, perché attraverso queste persone meravigliose che hanno saputo fare spazio al Signore e hanno saputo amarlo con tutto il cuore, con tutto se stessi, ecco, questi santi, sante, ci sono dati, regalati, perché possiamo sperimentare la loro presenza nella nostra vita, nelle nostre fatiche quotidiane. Possiamo sperimentare la loro intercessione, perché loro sono vicini a noi, sono i nostri amici e poi anche i nostri modelli. Ecco, noi siamo qui a ricordare questo santo che 83 anni fa, ecco, è salito al cielo. Una vita normalissima, una vita non fatta da gesti straordinari, pur essendo contemporaneo di Padre Pio, non si racconta che abbia avuto visioni, che abbia avuto dei doni particolari. Era un piccolo frate che viveva quotidianamente cercando di mettere al centro della sua vita Gesù, il Signore. E nella prima lettura ci ha detto chiaramente San Giovanni, Dio è amore. Ha scelto di amare, ha scelto di essere disponibile, ha scelto sempre di farsi trovare dalla povera gente che veniva a chiedere di fare esperienza della misericordia di Dio, e lui come strumento di Dio si metteva a disposizione. Eccomi, eccomi. Sapeva dire eccomi, eccomi. Non fuggiva di fronte alle richieste, a numerose richieste. Non fuggiva come il mercenario nel Vangelo. Il buon pastore non fugge. Ecco, e Padre Leopoldo era lì, a dispensare che cosa? L'amore di Dio. Non dava soldi per risolvere i problemi economici di tanti poveri di quel tempo. Andavano da lui per chiedere il dono della pace. Io ricordo anni fa, quando 15 anni fa ho fatto la mia prima esperienza come segretario delle missioni, ero qui a Padova e un giorno ho incontrato una suora anziana, la quale quando mi ha visto mi ha detto: sa padre, io quando ero una suora giovane
andavo a confessarmi da padre Leopoldo. Ah, che bello, ho detto io. E che cosa le diceva padre Leopoldo? Faceva sempre la stessa predica, e cioè diceva di avere fede, che Dio è medico e medicina, e di amare il Signore, diceva sempre le solite cose. E io, così, ho voluto provocarla, le ho chiesto ma che gusto trovava ad andare da un frate confessore che le faceva sempre la stessa predica, che gusto trovava? E questa suora mi ha detto, e mi ha fatto molto riflettere, mi ha detto, però padre, avvicinarsi a padre Leopoldo era come avvicinarsi a un fuoco, era come avvicinarsi ad un fuoco. Lui ti diceva le stesse cose, però in lui c'era questo fuoco. Vedete, il fuoco dello Spirito Santo. Lui aveva tutte le condizioni per brontolare, lamentarsi con Dio. Lui poteva dire, Signore, quando tu mi hai fatto, o eri distratto o dormivi, no? Mi hai fatto piccolo, mi hai fatto uno sgorbio di uomo. Io non sono un uomo, 1,35 m. Ridono, mi prendono in giro, frate piccolo, frate nano. Il patriarca di Venezia diceva, quando veniva presentato all'Episcopato Triveneto in riunione, ed era chiamato padre Leopoldo per confessare i vescovi a Bassano, a Fietta di Bassano, e lo presentava ai vescovi il patriarca di Venezia dicendo, ecco padre Leopoldo che non vale un soldo, non vale niente. E poi era gracilino, fragile, balbuziente, non poteva predicare, non poteva dire la messa in pubblico, la diceva sempre sull'altare della Madonna. D'accordo, in quel tempo c'erano già tanti sacerdoti e non c'era bisogno come oggi. E quindi lui diceva la messa personale per questo difetto che aveva, lo sdrucciolo. A quei tempi era proibito sbagliare e pronunciare in modo sbagliato la parola della consacrazione, non era più valida la messa a quel tempo. Si viveva sempre con queste paure, no? E lui era limitato, era fragile, aveva problemi di occhi, problema di stomaco, che poi ha avuto un tumore, è diventato patrono di malati di tumore. E tutto accettato, sempre l'artrosi. Insomma, le aveva tutte. Poteva andare da un psichiatra per ritrovare l'equilibrio, la pace. Ma cosa ha fatto Leopoldo? Ecco che cosa ci dice Leopoldo. Di fronte ai nostri limiti, di fronte alle nostre crisi, difficoltà, alle nostre piccolezze, alle nostre ferite, di fronte alle nostre storie, gettiamoci tra le braccia di un Padre che ci vuole bene, che ci guarisce, perché Dio è medico e medicina, perché Dio ci libera da tutti i complessi, perché Dio ci dà la sua pace, la sua serenità, la fede in Lui ti guarisce, ti libera, ti fa essere felice e tu diventi uno strumento nelle mani di Dio. Dio non ha bisogno che noi siamo ricchi di noi stessi, che siamo intelligenti. Dio ha bisogno del tuo sì, del tuo cuore che batte di amore, di compassione, che sa piangere con chi piange e sa condividere. Ecco, San Leopoldo, aiutaci. Aiutaci ad amare di più il Signore, aiutaci ad amare di più i fratelli.
Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te, perché diventi per noi cibo di vita eterna. L'acqua si assegna al nostro Dio, di colui che ha avuto solo. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Umili e pentiti accolici, o Signore, che sia gradito nel tuo sacrificio, che oggi si compie. Lavami, Signore. Pregate perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Accogli, o Signore, la nostra offerta, donaci un'esperienza viva del tuo amore, perché sull'esempio di San Leopoldo serviamo al tuo altare con cuore puro e generoso per celebrare degnamente la tua lode e ottenere i benefici della salvezza. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno, nei tuoi santi che per il regno dei cieli hanno consacrato la vita a Cristo. Noi celebriamo l'ammirabile opera della tua provvidenza, che richiama l'uomo alla santità dell'origine e gli fa pregustare i doni per lui preparati nel mondo nuovo. E noi, uniti agli angeli e ai santi, con voce unanime cantiamo senza fine l'inno della tua gloria. Santo, 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 il Signore Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna, Osanna, Osanna nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna, Osanna, Osanna nell'alto dei cieli. Veramente santo sei tu, Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice di nuovo, ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede.
celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, o Padre, il pane della vita e il calice della salvezza e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo. Lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Claudio, i presbiteri, i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, del nostro fratello Ennio e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, il nostro Santo Leopoldo e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. In Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo. A te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. E obbedienti preghiamo come il Signore Gesù ci ha insegnato. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, sia fatto come in cielo. Dacci oggi il nostro pane e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace e vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Ecco l'agnello di Dio. Ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò solo. Corpo di Cristo. Comunione spirituale. Gesù mio, credo fermamente che sei presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti nella Santa Comunione, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e mi unisco totalmente a te. Non permettere che io mi separi mai più da te. Eterno Padre, per le mani della Vergine Maria, ti offriamo il corpo e il sangue preziosissimo di Gesù Cristo, per il perdono dei nostri peccati, in suffragio dei nostri defunti, per la conversione dei peccatori e per i bisogni della Santa Madre Chiesa. Amen.
Solo tu sei mio pastore, niente mai mi mancherà. Solo tu sei il mio pastore, niente mai mi mancherà. Solo tu sei il mio pastore, o Signore. Mi conduci dietro a te sulle verdi alture, ai ruscelli tranquilli lassù, dove più limpida l'acqua per me, dove mi fai riposare. Solo tu sei il mio pastore, niente mai mi mancherà. Solo tu sei il mio pastore, o Signore. Anche fra le tenebre d'un abisso oscuro, io non temo alcun male, perché tu mi sostieni, sei sempre con me, prendi il sentiero sicuro. Solo tu sei il mio pastore, niente mai mi mancherà. Solo tu sei il mio pastore, o Signore. Preghiamo. O Dio nostro Padre, che ci hai nutrito con il pane della vita, fa che, seguendo l'esempio di San Leopoldo, ti onoriamo con fedele servizio e ci prodighiamo con carità instancabile per il bene dei fratelli, per Cristo nostro Signore. Invochiamo la benedizione del Signore attraverso anche la preghiera, l'intercessione di San Leopoldo, soprattutto sugli ammalati, sulle persone sole, su tutti coloro che si trovano in difficoltà e hanno bisogno di un intervento dall'alto. Che San Leopoldo interceda, abbia pietà e preghi per noi, stia vicino a noi. Il Signore sia con voi. E per intercessione di San Leopoldo vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Glorificate il Signore con la vostra vita. Andate in pace. Inno San Leopoldo 190. Leopoldo è l'uomo giusto che ripone la sua fiducia piena nel Signore, lo loda con la bocca e con il cuore, lo serve con tenace fedeltà. Signore, la voce ascolta di Padre Leopoldo, l'umanità sconvolta riscopra la bontà. Leopoldo è l'uomo saggio che umilmente sapienza esprime, insegna la giustizia, risplende come luce
dispensa la divina verità. Signor, la voce ascolta di Padre Leopoldo, l'umanità sconvolta riscopra la bontà. Le grandi marche sono in offerta da Prix. Ad esempio, gel lavastoviglie Finish 32 lavaggi a 3,49 €. 6 uova Aia a 1,29 €. Prix, grandi marche, piccoli prezzi. Ed allora dirai I love you Prix. Et je pense aux jours lointains. Et je pense aux jours lointains. Il giorno dopo l'annuncio dell'accordo tra Stati Uniti ed Unione Europea sui dazi, la sensazione è che per il vecchio continente sia stata una sconfitta su tutta la linea e dire che sarebbe potuto andare molto peggio è solo una magra consolazione. Il 15% sulle merci europee è senz'altro meglio rispetto al 30% o addirittura al 50% paventato da Trump in precedenza, ma è peggio rispetto a quanto l'Unione Europea sperava di portare a casa, e questo almeno per 3 motivi. Il primo, l'accordo è profondamente asimmetrico, 15-0 per gli Stati Uniti, visto che l'Europa non solo non applicherà dazi a sua volta, ma si è pure impegnata ad acquistare prodotti energetici americani per 750 miliardi di dollari e ad investirne altri 600 nel paese, una parte per acquistare armi. Il secondo, i dazi non risparmiano 3 settori che per l'Europa sono fondamentali e su cui si sperava di strappare qualche concessione, vale a dire auto, prodotti farmaceutici e semicondotti.